No, mio da restare arrabbiati, te la gasolina. Sì, esatto, mio è il discorso del dente. Allora, salutiamo il Michele e ringraziamo soprattutto il Michele e lo beccheremo ancora perché diciamo tra virgolette delle mie zone, insomma, non siamo tanto distanti, sai quanto? 50 Sì, km? 50 km. Ecco, sì, quindi insomma. Allora, alla prossima, ciao! Alla prossima. Ciao ciao. Cioè, guardala lei sempre che dorme con la testa sul cuscino, cioè è la numero uno. Guarda. Cara. Aspetta, devo farti vedere una cosa perché a volte è un po' puttana. Attenti. Aspetta, non devo ridere che mi manca ancora il dente. Aspetta. Che merda di cane! Amore, te lo bacino! Ma merdusa! Sei un cane merduso! Si sposta! Sei un cane merdoso! Mua! Che puttanello! Mm. Ma niente è perduto! Ma guarda che oscurità, porco cane! Perché è arrivata la badante, no? Cioè a curare tutti i miei malesseri. E come li cura? Facendomi pelare patate? Allora qua, non so. È l'una di notte, oh. Ma dove abitiamo oggi? Cioè tipo oggi abito, o oggi mi tocca abitare. Boom, a ca. Boia che silence. Sono rimasto da solo. Ho la vista piave perché devo andare dal dentista, no? Perché l'infezione è tornata su. Il bello è che è tornata su sabato mattina, no? Giustamente che il dentista è chiuso sabato e domenica, no? Fantastico. Allora ho detto, ma dormo qui e dopo dal dentista ci andrò in bici domani così faccio un bel giretto. Mi dirai se sei di passaggio, è un luogo sicuro o non è sicuro? Non lo so. So che c'era uno parcheggiato qua, ma visto arrivare me l'ho guardato e è scappato via, quindi sì, probabilmente. E buongiorno Italia. No, buongiorno un caso. Sai, stavolta, Oh, ti ricordi le finestre che mi aveva fatto, che avevamo fatto con Michele? Era venuto un capolavoro e niente, però continuano a strusciarsi qua, stiamo ritornando praticamente da capo. Tutto è dovuto, vabbè, le finestre ovviamente hanno la forma di pancia, toccano su questa specie di spatolina che, o probabilmente sul ferro anche. Diciamo niente, alla fine strusciano tanto e si distrusciano, porca troia. Tu dici, dove cazzo abiti qua? In un parcheggio, in mezzo al casino? Beh, allora, motivo one, devo andare dal dentista. E motivo two, occhio adesso. E il secondo motivo, occhio qua, attent. Buongiorno Italia. Buongiorno un cazzo, devo andare dal dentista, ti ho detto, scusa il casino, ma mi stanno facendo lavori dentro in giardino. Quindi sì, poi mi rimettono l'erba. Qua vedi mi hanno già messo i pizzi per l'irrigazione. Un po' alla volta si sistema il mio giardino, dai. Comunque ci tenevo a lanciare una nuova moda. Cioè, dopo i pantaloni con il finto sporco di fango, i pantaloni col finto sporco di vernice, volevo proporre i veri pantaloni del pigiama. Che se la moda entra in atto, insomma, è anche una comodità per me. Cioè, vuoi mettere che esco di casa così in pigiama e faccio un giro nel giardino. Guarda, qua nel giardino vedi c'ho tutte le panchine da picnic, c'ho le porte per giocare a calcio lì a sinistra, c'ho la rete per giocare a pallavolo, tante robette. Sì, vedi, sono uno che ci tiene alla casa, ho messo anche un labirinto qui fuori, non si sa mai, metti uno gli viene voglia di fare un labirinto, ce l'ha, no? E i lampioni per CP, poi già che c'ero ci ho messo anche l'illuminazione. Eccola, fatto, anche il dentista ha detto che non muoio. Certo che ho però. Cioè, guarda se io vivessi tipo in Spagna, no? Le batterie strapiene e in più mi sta caricando a 4,6 perché? Perché ho l'inverter acceso e il computer a ricaricare, quindi cazzo potrei tenere l'inverter sempre acceso, sarebbe una figata cazzo. Infatti oggi è una bella giornata di sole, no? Comunque adesso espatriamo, no? Non so dove, ma espatriamo. Oh, Sai, buono, molto buono. Comunque ragazzi ti faccio rivedere l'altro mio solito trucchetto. Praticamente io qua, vedi? Aspetta che adesso
sta appoggiando qui, eccolo là, vedi qua c'ho il pannello portatile attaccato al power bank, così mi ricarica telefonino, macchina fotografica, quelle cose lì, no? Quindi è un po' come avere un secondo impianto fotovoltaico, perché c'è comunque un altro pannello solare che diciamo dà da mangiare a un accumulatore che a sua volta è dedicato per telefonini e tutte quelle cose lì, insomma. Quindi per quanto possa esserci abbondanza di batterie e pannelli, non vengono toccati per quelle cose, vengono usati per altro, per tenere il computer acceso tanto tempo, le luci accese anche di notte, eccetera eccetera eccetera. Volevo farmi un giro in mezzo ai campi, ma deve essere passato tanto tempo e sono perso, diciamo, non c'è il posto quello bello che piaceva a me, no? Però guarda che ho visto delle nutrie, vediamo se riesco in qualche modo a avvicinarmi, che sta macchinetta non ha zoom proprio, ha delle anatre in volo. Dove sono sparite? Cazzo, eccole là, vedete, si sono smimetizzate, ok, la via lastricata. La faccia delle nutrie, sono orsi quelli, adesso aspetta, provano a avvicinarsi senza far rumore. Cazzo, sono già scappati in acqua, sì che io mi sono mosso lentamente. Te ti faccio vedere le nutrie, magari te, guarda, vieni dalla montagna o dal sud, te non hai le nutrie, vedi? Sono tipo dei castorini, la vedi là in acqua. Quella grande è andata sotto, quello è il cuccioletto. Vabbè, il mio zoom non me lo permette. Là in fondo, non credo che lo vedrai, c'è una mega lepre che sta correndo, gigante. Bello qui, bello anche come, diciamo, panorama, no? Ambientazione, da cambiare ogni tanto, perché è sempre montagna, mare, bella anche la campagna, no? Io qui sono in mezzo alle nutrie, alle anatre, dopo ci sono dei cormorani, delle lepri e anche un fagiano ho visto prima. Vabbè, ma se le nutrie sono timide noi andiamo anche avanti, porco cane, anche loro. Cioè, io non sono uno di quei fotografi naturalisti, cioè non naturalisti nel senso che vanno via col ciccio fuori a fare le foto, no, naturalisti nel senso sono quelli che vanno a fotografare gli animali, si svegliano di notte, no, stanno ore e ore puntati, no, a fare gli agguati, no, io sono il viziatello del tutto e subito, io, hai capito? Ma il bello di sti posti è là dove c'è l'albero, lì lascio il mio campo rom, cioè la bici con lo zaino, senza la paura che ti inculino tutto, no? E io qui sono più in zona di quanto immagini, cioè sono a Eraclea, diciamo il mio paese natale, no? Solo che appunto quando venivo per queste strade facevo i strachilometri, però non era arato, no? Quindi c'era comunque un po' di terra battuta, erba, dove tu con la mountain bike potevi andare avanti. Però nei prossimi giorni rifacciamo, è stata una delle prime puntine, ma la facciamo un po' meglio, magari senza il CP Poretto perché è lunga. Ci faremo da Jesolo Paese tutta la laguna, arriveremo in un posto veramente bello, un po' isolato, un giretto di laguna a fare in bici. Questo sì, lo facciamo, te lo faccio vedere, poi ti puntino, ti faccio e ti brigo. Per il sito sto ricaricando il vecchio backup, adesso vedo se è fattibile, perché fatta caso nel momento clou in cui io diciamo ho dovuto ripassare il sito, c'è stato anche un grande aggiornamento di WordPress, che è il CMS, la base, diciamo, dove poggia il sito, no? Quindi speriamo funzioni. Se così non fosse mi dispiace, rifarò magari tutto da capo e un po' alla volta vedremo di gestire le puntine. In ogni caso sai che su ogni video dove io faccio la puntina tu puoi scrivermi nei commenti, mi puoi richiedere, se non c'è già nella descrizione, chissà se si sente perché c'è vento, il link, no, del Google Maps, dove lì c'è la mappa dell'area dove trovi tutti i parcheggi, la fontanella, questo, quello e quell'altro, hai capito? Quindi per il momento risolviamo così, ma per il momento, no, cioè stare seduti qua così nel silenzio a far niente, così quasi. Sì, anche tu un po' straffatore ogni tanto, cioè prendi, vai in bici, ti infratti in mezzo ai campi e ti sdrai qua per terra a guardare le cannette che danzano al vento.
Sì, una danza tipo Meloni, no? Cioè che va a destra e a sinistra, però insomma, pur sempre una danza, no? Sono cose a cui veramente non siamo più abituati, perché guarda anche me adesso, no? Sto benissimo qui, no? A far niente, a diciamo rilassarmi, passami il termine. Però la mente, quando riesce a raggiungere un attimo questi attimi di quiete, subito va alla ricerca di stimoli, di cose da fare, no? Cioè io sono qui che sono, passami il termine, in una specie di paradiso, perché veramente c'è un benessere, una pace indescrivibile. E la mia mente già inizia a partire, ma vado verso il camper, vado qua, vado là, ma a far cosa in camper, a star là tappati dentro, cioè, capisci? È un po' il discorso che facevo, no? Quando rido dietro a quei post, no? Che parlano dell'isola deserta, dei guardiani del faro, eccetera, eccetera. Ma col cazzo che ci vado là, cioè è una tortura, è una cella di isolamento, di lusso, ma una cella di isolamento. Perché ti può sembrare bello perché è una cosa che non hai, è l'opposto della tua attuale situazione che ti sta stretta, no? Quindi l'opposto, una cosa che non vivi bene, no? Tu dici, allora è la cosa giusta, no? È la cosa bella. In realtà no, cioè staci tu a fare l'eremita in montagna o in una spiaggia deserta, dopo una settimana o due ti svanghi le palle. Ma questo proprio per conformazione del cervello dell'essere umano che ha bisogno di stimoli, capisci? Cioè non puoi startene lì in spiaggia a guardare le onde dalla mattina alla sera per chissà quanti giorni, cioè dopo un po' vai via di testa. Per carità, anche qui magari puoi avere tante cose da fare, tante cose da osservare che alla fine magari neanche non siamo abituati, perché tipo vedi certi filetti d'erba, certi hanno, queste no, ma certi hanno tipo i peli, no? E allora dici ma cosa servono perché questi hanno i peli, gli altri no, poi vedi passano micro insettini che mai li avresti notati, no? E dice guarda la foglietta d'erba che sta sbocciando o quell'altra secca che sta morendo, no? Il ciclo di vita, nascita morte. Questa qua è più diciamo con un piede sulla banana e l'altro sulla fossa. È un po' il tutto della realtà che ti circonda, no? In diversa forma chiaramente. La forza della vita che spinge anche oltre gli ostacoli, dice tu pezzo di terra mi stai svangando le palle ma io cresco lo stesso, cioè anche sotto cresco lo stesso, magari un po' storta, un po' così, però c'è questa forza che spinge, è un po' quella che abbiamo noi. Guarda qua, ci sono già i fiorellini, è un po' una primavera in anticipo qua, eh? È sera, è buio, sono, guarda, cioè abituato alle zone wild, no? Guarda che cavolo, mi pare di essere Albert Einstein sotto a presa della corrente. E no, mi è saltata la protezione che mi aveva messo il dentista, che me l'ha messa qualche ora fa, no? Hai capito? Mi ha detto mangia tutto di qua, io ho mangiato tutto di qua, è saltata lo stesso. E quindi niente, io abiterò qua a San Donà di Piave credo per tutta la settimana fino a venerdì, perché se continua così ragazzo. E mi dirai, ah ecco sì appunto quello era il discorso, no? Perché in questo posto di merda, cioè in un parcheggio così dove ci sono i centri commerciali. Allora, la parte dove stavo io, in riva al Piave, no? Bellissimo, ti risvegli, vedi il fiume, è fantastico, però quella strada poi da fare in bici per arrivare fino al dentista è veramente da suicidio, e quindi ho detto no niente, ci parcheggiamo qua, chiudiamo un occhio, così domani se devo prendere qualcosa ho anche il Lidl qua, e via. Oh beh, permesso. Ho preso, no, che magari a qualcuno anche interessa, no? Aspetta, devo fare la correzione del bianco, sono tutto giallino. Beh, ecco, no, con la luce artificiale già si è messo a posto.
queste tecniche qua. Allora, no, ho detto che a qualcuno può interessare, no? Perché ogni tanto mi dicevate di scrivere i libri che leggo, di leggere qualche passo, eccetera, eccetera. E ho approfittato, ero di passaggio, diciamo, sono andato a cena dalla nonna e quindi ho approfittato, sono andato nella casa vecchia, ho detto aspetta, vediamo se c'è qualche altro libro che mi interessa, perché adesso il trattato sulla tolleranza di Voltaire l'ho praticamente finito. Quindi ho detto per sicurezza, magari le altre letture che ho sono un po' pesanti, prendiamoci qualcosa di un po' più, come dire, non leggero, non digeribile, ma piacevole, ecco, piacevole da leggere, quella è la parola che volevo. Secondo me, come cose piacevoli da leggere, c'è La Metamorfosi di Kafka, un altro libretto di Einstein, Come io vedo il mondo e la teoria della relatività, Come io vedo il mondo, quella parte me la leggerò senz'altro, la teoria della relatività o relativi dubbi, insomma, dopo vediamo. Beh, ecco sì, questo è il Voltaire che ho quasi finito. Un testo che consiglio vivamente a tutti i fanatici religiosi che popolano ancora questa terra. Storia, sostanzialmente storia raccontata da tempi più remoti. Jung, l'io e l'inconscio, e un altro di Steiner, il mondo dello spirito e la sua azione sull'esistenza fisica. Potrei mamma mia che brutto che sono, ma che roba, tanto brutto, cioè comunque verso YouTube si trova sta faccia qua, c'ha panga paura, cioè giustamente il un fiare rispetto per quelli che gli è dall'altra parte del monitor, ma d'altronde, cioè, così mi hanno fatto, dopo magari io ci metto del mio, no, facendomi crescere i capelli un po' così buttati là, no, però insomma, cioè, insomma anche una metà mia discolpa è che insomma non sia tutta colpa mia. Comunque, che stavo dicendo? Ah, sì, sì, sì. Che potevo continuare a ripristinare il sito delle puntine del mondo, o perlomeno a provare a ripristinarlo. Nutro seri dubbi che funzionerà, però. Solo che mi mancano ancora qualche giga di roba e quindi preferirei farlo sotto wifi. Qui il wifi non c'è, non vorrei sprecare la mia sim della Iliad, che me la tengo per fare altri lavori, e quindi insomma questa sera credo che monterò 2 o 3 video. Probabilmente adesso monterò i video del raduno in Brussa, no? Che l'abbiamo fatto tempo fa. Mi chiedono ma quando è che esce il video? Ma quando è che esce il video? Sì, sì, aspetta. Siamo a marzo di sicuro. Cioè adesso siamo, cos'è? Febbraio? No, che aprile! Che marzo? Aprile! Adesso siamo a metà febbraio. Il video minimo uscirà ad aprile. Vedi, non vorrei annoiarti con queste tipo riprese, no? Che racconto le mie cose dai camper, no? E che d'altronde dove te porto? In centro San Donà? Cioè con ste falsoveda, Pitarello e il Decathlon? Cioè, insomma, dai, capisci?